con le ice cream o le Reebok Pump retro non compro niente. Però siccome non me le arrivano, le sto seguendo. Allora, che numero hai? Ah, però. già questa linea Ti tenta? New York Knicks. Questa l'ho già presa una con viola settimana scorsa. Stai filmando? Sì, faccio il video della settimana. La scelta delle sneaker. Dai un consiglio per la scelta delle sneaker. Allora, la scelta delle sneaker parte da due cose, o si parte dalla scarpa e poi devi abbinarci cappello e maglia, possibilmente devi avere almeno 2 magliette per ogni sneaker, se no o altrimenti puoi partire dal fatto che tu hai già un cappello, per dire, e allora devi trovare una scarpa in abbinata. Il cappello è fondamentale. Però per esempio questa qui io ho un cappello viola e uno con richiami viola. Sì. Però ne ho appena comprato un'altra settimana scorsa con una edition particolare, tutta argento con la suola viola. Ah. E quindi non ho, sugli abbinamenti del viola, siccome sono rari, non mi servono 2 scarpe. No, però è già la seconda volta che prendi quella scarpa in mano. Perché c'è anche il richiamo oro che mi interessa. Se no qui dentro secondo me la più valida è New York Knicks, perché comunque l'arancione e il blu difficilmente sono trovabili e ho già un cappello che aspetta l'accostamento. Beh, allora abbiamo trovato la scarpa. Ho finito già il budget per le sneaker della settimana. Avevo detto o le Reebok Pump retro o le ice cream. Quindi per ora sono... Perché tu sei? Ice cream. Beh, l'ho presa 2 settimane fa, perché una a colori americani ci sta sempre. Ok. Con magari la maglietta di Dr. J, ad esempio. A lezione di glamour, di street glamour. Street glamour. Di prezzi, di 30. Solo che adesso tu fai uscire il video e la gente saprà nel posto dove io compro. Io mi tengo la storia. Ma che non lo diciamo a nessuno dove siamo. È vero, Non sanno. Un posto segreto di Milano. Ecco, già hai detto la città. Un saluto agli amici di FIP Extra Time, la MU.